Cari amici, ecco la programmazione della serata sulla vostra emittente preferita Telenutria. Alle 20 la rubrica Anche i porcelli mangiano fagioli, un interessante documentario sull'alimentazione suina. Alle 20:30 il tempo che tambura, le previsioni del tempo di Telenutria, e alle 21 in prima serata il film 50 sfumature di nero, un commovente lungometraggio sull'immigrazione clandestina. Ma prima diamo la linea alle notizie flash per le anticipazioni del telegiornale. Buona serata! Stavano giocando al gioco della pegnata e invece la pegnata l'ha presa in testa suo fratello, 12 punti di sutura e tanti porchi. Dopo l'ennesima delusione amorosa, gli amici gli avevano consigliato di portarsi a casa qualche vacca per divertirsi, ma questo ragazzo di Creasso non ha bene afferrato il suggerimento. L'animale ora è incinta di 4 settimane. Stava filmando il suo amico che faceva le acrobazie con il motociclo quando si è distratto un attimo e ha tamponato il quad che lo precedeva. Le bestemmie si sono udite fino a Trento. Il titolare di questa azienda di Chiampo gli diceva continuamente di fare attenzione con il muletto, ma questo operaio oggi ha combinato una catastrofe biblica. Il giovane ha distrutto tutto il magazzino dove erano stivati migliaia di vasi in vetro. Il malcapitato dovrà lavorare gratis fino al 2143 per ripagare il danno. Restando in tema di muletti, questo giovane di Restena oggi ha fatto una gran cassata. Mancavano 5 minuti alla fine della giornata lavorativa e per la pressa di finire ha fatto una manovra azzardata, spaccando completamente la vasca delle trote nel piazzale della fabbrica dove lavorava. Il titolare è subito uscito e ha detto accidenti e accipicchia. Bassano del Grappa. Stava facendo le gincane nel piazzale della chiesa del paese quando, in preda ai fumi dell'alcol di Rabosello, ha beccato l'unico palo della luce del parcheggio. La macchina, essendo datata, non era provvista di airbag, così il guidatore ha ora stampato lo stemma dell'auto sulla fronte. Stava facendo sci acrobatico, ma ha preso una gran sbailata in testa. Quando ha ripreso conoscenza credeva di essere Cyndi Lauper. Aveva scommesso 10 euro con il suo amico di riuscire a saltare la pozzanghera senza bagnarsi le scarpe, ma qualcosa è andato storto. Oltre ad aver perso i soldi, il giovane ha fatto anche una sincope dal freddo. Tutti in compagnia lo chiamavano Testa di Ferro e oggi stava dimostrando ai suoi amici la sua abilità nello sfondare i finestrini di un'auto con una capocciata. I suoi compagni però, stanchi della sua presunzione, gli avevano fatto uno scherzetto, sostituendo la vettura con una blindata. Il giovane, dopo vari tentativi, si è procurato un bernocolo di 4 kg e 2 etti e sta tuttora dormendo. Sarà stato per la noia che questo agricoltore di Bovelone oggi ha inserito un raudo in una grande boassa bovina. Le schegge di cacca, proiettate a centinaia di metri, gli hanno perforato una cornea. Arzignano. Durante la gara di rally di oggi, questa vettura ha perso il controllo e dopo aver sfondato un pagliaro ha distrutto un'abitazione. Il proprietario della casa si è infastidito.